Eccoci qui al punto. Benvenuto a Mauro Peso di nuovo dopo un po' di mesi. Ci troviamo, caro sindaco di Marano Lagunare, un importante centro della Bassa Padana, comunque sia per la nota di cronaca ultimamente anche per altri problemi. Ecco, io parto subito, no? Dopo il benvenuto che tu darai, com'è la situazione dei dragaggi, perché lo vogliamo sapere anche noi. Buongiorno a tutti, grazie mille Enzo per l'invito anche questa volta a partecipare a questa trasmissione, ti ringrazio e buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco. Ma parti subito con un tema sicuramente forte, scottante per Marano, per la nostra comunità, quello dei dragaggi. Recentemente il 14 di agosto qui a Marano c'è stata una grande manifestazione. Più di 100 imbarcazioni sono partite dal porto di Marano per raggiungere Lignano e sfilare davanti alle spiagge della località rivierasca per far sentire la voce di tutte le categorie economiche, la voce dei maranesi, la voce dei pescatori, la voce dei diportisti, perché il problema dei dragaggi sta ormai diventando qualcosa che sembra non avere più soluzione, e quindi ci siamo mossi con tutte le associazioni del territorio, con tutte le categorie. L'amministrazione comunale ha messo del suo, perché eravamo la prima barca che apriva questo corteo. Abbiamo preso questa decisione, andiamo a far sentire la nostra voce. Insomma, a un certo punto bisogna battere anche i pugni sul tavolo, no, sindaco? Perché è una cosa questione che sfiora il ridicolo, insomma, ecco. Diciamo che hai usato delle parole appunto forti, ma è proprio così, Enzo. Sfiora quasi il ridicolo. Tutti quanti dicono bisogna dragare il porto di Marano, bisogna mantenere la laguna, però effettivamente siamo ancora a un punto fermo e non si smuove ancora nulla. Noi cosa abbiamo chiesto con questa manifestazione? Abbiamo chiesto una modifica normativa che sblocchi effettivamente questi dragaggi nel porto di Marano. Ovviamente il messaggio è rivolto a Roma, perché ci blocca un'interpretazione di una legge nazionale. Quindi anche ai nostri rappresentanti che rappresentano il nostro territorio giù a Roma, ecco, prendete per cortesia in considerazione questo territorio. Qui sta morendo la laguna, stanno morendo le categorie economiche che ci lavorano dentro. E quindi è veramente un grosso messaggio, un grido di allarme, mi viene da dire, un ultimo grido d'allarme. La seconda cosa che abbiamo chiesto è quello, ok, nel frattempo che ci sia questa modifica normativa, troviamo una soluzione per dragare il porto di Marano. Ormai il fango sta invadendo qualsiasi area, c'è grave rischio per gli equipaggi sia delle imbarcazioni da pesca che delle imbarcazioni da diporto di ormeggiare. Ormai non vanno più fuori se non in determinate ore del giorno. Questo è una grave diciamo mancanza che va a pregiudicare anche la sicurezza, continuo a dire, degli equipaggi. Si manutengono le strade, si asfaltano, si fanno le strisce pedonali, bisogna che entriamo nell'ottica che anche la laguna e i canali navigabili sono delle vie di traffico, dobbiamo manutenere. Certamente. E qui la burocrazia penso che metta del proprio, perché mi pare una cosa fuori dal mondo. Senti, sindaco, però d'altro canto ha riaperto il centro visite, no? Mi pare di aver capito. E quindi sì, è anche attratta proprio da questo centro, da Marano in primis, ma a questo centro che è un fiore all'occhiello di tutta la regione, ecco. Assolutamente sì, diciamo che il centro visita ha chiuso durante i periodi, diciamo, di zona rossa, Sì. per gli utenti che venivano ovviamente fuori dal comune. È sempre stato aperto per i residenti. Il centro visita, stiamo parlando della riserva naturale Valle Canal Novo, qui in centro proprio a Marano, e tra l'altro siamo ormai anche addirittura d'arrivo con il nuovo affidamento proprio per la gestione, ecco, di tutte e tre le riserve naturali che abbiamo a Marano.
un grande passo, permettimi di dirlo, perché sono diciamo 30 anni, ecco, che è aperto il centro visite e dopo 30 anni effettivamente siamo riusciti a dare a questi operatori che hanno vinto la gara una visibilità a 6 anni. Per cui ci attendiamo sicuramente un impulso a questa riserva, investimenti sulla riserva stessa, sulla ricettività. Andiamo a riaprire la foresteria, che è un edificio che è stato costruito diversi anni fa, che per molti anni ai noi è stato chiuso. Questa amministrazione, ecco, ha inserito anche la foresteria all'interno del bando di gara e andiamo finalmente a riaprirla. Quindi secondo me un buon segnale, ecco, soprattutto in questi tempi. È molto importante. Senti, ho visto sbirciando negli atti del Comune di Marano che avete fatto un piano di risorse, no? Quindi ci saranno delle assunzioni, arriverà nuovo personale, insomma, per dare un po' di nervo alla vostra burocrazia, anche lì, tra virgolette, insomma. Sì, diciamo dobbiamo puntare a riempire tutto l'organico. Ormai questo è un problema che non investe solamente il mio comune, ma investe tutti i piccoli comuni. Sì, certo, sono su prima C'è linea. veramente difficoltà, esatto, c'è veramente difficoltà a reperire personale. Gli adempimenti anche burocratici sono sempre più pressanti. Noi al momento attuale siamo in carenza di 3 unità. Dobbiamo assolutamente assumere l'anno prossimo per riempire, ecco, tutto l'organico e cercare di dare finalmente quei servizi che i cittadini chiedono e pretendono e hanno anche ragione. Senti, fra poco iniziano le scuole, quindi a che punto siete con le manutenzioni e tutt'altro? Insomma, mi pare che state lavorando, avete lavorato tutta l'estate, per cui dovreste essere, come si dice, a bomba, ecco. Esatto. Sicuramente ho fatto proprio un sopralluogo questa mattina presso la scuola dell'infanzia. Stiamo finendo la realizzazione, la ristrutturazione dei bagni che ormai erano, diciamo, vetusti, ecco, per usare un eufemismo. Andiamo a rifare quei bagni nuovi. Rifaremo un'ala, il tetto di un'ala proprio della scuola dell'infanzia. Questi appunto sono lavori che partiranno a giorni. Chiudiamo entro il 15 di settembre ovviamente per la riapertura delle scuole. Lavori verranno fatti anche presso la scuola secondaria per allargare ancora di più gli spazi dedicati, ecco, alle aule per i nostri studenti. Fortunatamente, ecco, la scuola media, la scuola secondaria, ecco, quest'anno ha dei buoni numeri, servono degli spazi ancora più grandi. Nella scuola primaria invece, ecco, una novità per quanto riguarda Marano, ma anche per, diciamo, il territorio limitrofo, verrà avviata per la prima volta una pluriclasse. Questo, diciamo, determinato da un fattore che è quello della denatalità. Beh, è chiaro. Che facciamo esatto, ci scontriamo ogni anno, per cui verranno accorpate 2 classi. C'è un bel progetto da parte dell'istituto comprensivo, da parte degli insegnanti, che sono partite veramente con un grande spirito di iniziativa. Sarà un test, sicuramente sarà un test, io sono molto confidente, ecco, Sì, poi ci sono altri lavori che state concludendo lì, dei lavori pubblici in sostanza. Ma allora c'è un lavoro sicuramente che è un po' anche sulla bocca di tutti, è come è giusto che sia il lavoro del ponte della vecchia pescheria, che si sta, diciamo, trascinando ancora in piedi. Io appunto conto di tagliare finalmente questo nastro nei prossimi mesi, ecco, perché veramente non mi sta facendo dormire, ti dico subito. Questo, diciamo, mi ha fatto capire molte cose, mi ha fatto capire il perché, ecco, i lavori pubblici in Italia in certi casi vanno così a rilento. Se non si è all'interno, forse non si riesce a capire quali sono effettivamente le parti bloccanti per un'amministrazione come la nostra, esattamente. Abbiamo ricevuto grossi fondi quest'anno da parte della Regione,
440.000 euro per la ristrutturazione della piazza davanti al municipio e il completamento, diciamo, del centro storico. Abbiamo ricevuto 240.000 euro per la ristrutturazione della vecchia pescheria, quindi della sala, diciamo, polifunzionale dove facciamo le sale, facciamo i conventi, abbiamo messo 120.000 euro per il rinnovo dei parchi qui a Marano e la creazione di un nuovo parchetto con appunto dei giochi per bambini. Abbiamo messo 120.000 euro per la manutenzione straordinaria di una passerella pedonale, il ponte di legno, ecco come viene chiamato qui da noi, in vista anche della triennale che sarà il prossimo anno. Beh, mi pare un po' di lavori, nonostante la pandemia, i lavori sono andati avanti. Ecco, senti, avete avuto un'estate con degli eventi particolari, mi pare, no? Sì, nonostante ecco, come dicevi tu, la pandemia, l'avvento, ecco, del Green Pass, abbiamo avuto, ecco, l'occasione di ospitare innanzitutto la Sagra dei Fasolari, che quest'anno, ecco, dopo la pausa del 2020, si è ripresentata. Un grande afflusso veramente di pubblico, di persone a Marano, che cadeva, ecco, in concomitanza con un grande evento che è quello di Borghi Swing, un evento jazz di musica anche ricercata, che ha portato un grande artista proprio il 15 di agosto qui a Marano, Gegete Lesporo, una grande, ecco, serata di musica, un evento che che ha portato 9, diciamo, esibizioni su 6 serate, su 2 weekend, è veramente una grande estate di musica, ecco, a Marano. Beh, insomma, la vita ha ripreso piano piano, seppur con tutti i condizionamenti e le precauzioni che dobbiamo avere, insomma, ecco, i rapporti con la regione mi pare eccellenti, anche descritti proprio da te in primis, no? Nonostante questo problema dei dragaggi che io auspico e spero venga risolto non solo per Marano, ma per tutta la regione, proprio per per mettere la parola fine, insomma, ci starebbe, no? Cosa dici, Sindaco? Decisamente sì, per mettere, scusa se mi permetto, una parola fine all'emergenza, sì, e per mettere la parola inizio, ecco, a un programma di manutenzione della laguna. Ecco, questo è importante che lo capiscano tutti, lo capiscano anche chi spero veda questa intervista fuori dalla regione. Bene, benissimo, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato in questa mia trasmissione, dove tornerai certamente ospite, perché mi pare che hai quella verve giusta per dire ai cittadini quello che pensano e quelli che sperano in giovani generazioni come la tua di nuovi amministratori. Quindi alla prossima e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille per l'invito, come sempre, mi fa molto piacere partecipare al tuo programma. Grazie mille. Ciao carissimo. Ciao.